6 missioni principali, dalla rivoluzione verde alla digitalizzazione e cyber security, dalla sanità all'istruzione, passando per le infrastrutture e le politiche di inclusione. Il piano Next Generation EU, piano nazionale di ripresa e resilienza, passa in Consiglio dei Ministri nel clima tesissimo di una crisi di governo in pieno corso, con l'astensione delle due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, come preannunciato da Matteo Renzi, che aveva posto come condizione l'accettazione da parte del governo del MES. Sul tema interviene anche Coldiretti Sardegna, che in una nota propone la sua ricetta per investire i fondi di Next Generation destinati all'isola in progetti durevoli e mirati a far sì che dalla crisi sanitaria e economica la Sardegna esca rafforzata e sostenibile. 4 i pilastri individuati dal presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualbu. In primis l'autonomia energetica, raggiungibile ad esempio secondo Qualbu con i consorzi di bonifica che possono progettare la produzione di energia pulita e rendersi allo stesso tempo autonomi dalla regione, che oggi deve intervenire con fondi propri per abbattere i costi energetici. Altro pilastro i trasporti, che oltre a essere potenziati e diffusi dovranno diventare efficienti e rispettosi dell'ambiente. Un intervento umano questo che avrebbe un peso rilevante anche per migliorare l'attuale sistema di ricezione turistica. Ma i fondi di Next Generation dovranno anche servire, secondo Coldiretti Sardegna, a programmare interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Come spiega il direttore Luca Saba, il progetto dovrà coinvolgere tutti gli attori del mondo agricolo, dando gli strumenti economici e di impostazione per una nuova agricoltura che sappia convivere ma anche prevenire le calamità, spesso dovute a incuria umana. Quarto e ultimo capitolo di spesa è il rafforzamento delle politiche di filiera, investendo sulla terra e sulle competenze e favorendo lo sviluppo di una rete tra i diversi attori del cibo, da chi lo produce fino a chi lo consuma.